Buonasera e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Tragico incidente stradale in tangenziale a Catania, la vittima è un ristoratore quarantenne che viaggiava a bordo di una moto, traffico in tilt per ore. Cade l'accusa di associazione a delinquere per l'ex presidente di Confindustria Sicilia Antonello Montante. Per la Cassazione il fatto non sussiste. Più forti delle intimidazioni e delle minacce. A Palermo una mamma con 4 figli prende possesso della casa di via Decollati che fu del boss Algeri. Altre 4 famiglie assegnatarie prima di questa avevano abbandonato l'immobile per paura. A Messina la procura dispone un accertamento sui dispositivi medici impiantati a 6 pazienti cardiopatici morti all'ospedale Papardo. Al momento ci sono 3 medici indagati. Ci sono anche 2 giovani siciliani fra i 25 studenti premiati dal presidente Mattarella come alfieri del lavoro. Oggi la cerimonia al Quirinale. A rischio il futuro del petrolchimico di Priolo. L'annunciato stop alla produzione di etilene preoccupa i lavoratori. Oggi in assemblea davanti agli impianti. Sui tetti dei bagni del parco Gemellaro a Catania spuntano anche piante di fico d'India. Doveva essere una zona verde tra via Palermo e Corso Indipendenza, oggi è solo un'area lasciata al degrado. Un morto e un ferito grave, questo il pesante bilancio di un incidente avvenuto questa mattina in tangenziale a Catania, poco prima dello svincolo di Gravina. A perdere la vita un quarantenne a bordo di una moto di grossa cilindrata, in prognosi riservata la donna che viaggiava con lui. Traffico bloccato per ore, il servizio di Orazio Longo. Della moto non si riconosce più neppure il modello. Ecco quello che rimane del pauroso incidente che ha coinvolto una coppia in sella a una potente 2 ruote che si è schiantata contro un autocarro fermo in corsia di emergenza. Gravissimo il bilancio. A perdere la vita è stato il guidatore della motocicletta, un uomo di 40 anni, Victor Roiriolo, residente a San Giovanni La Punta, ma che a Catania era impegnato come imprenditore nella ristorazione. Ricoverata invece in gravi condizioni all'ospedale Garibaldi Centro la donna che viaggiava con lui, quarantenne anche lei. È stata operata d'urgenza, in coma farmacologico, la prognosi rimane riservata. L'impatto è avvenuto sulla tangenziale a 1 chilometro dall'uscita per Gravina in direzione Mister Bianco. La moto ha colpito in pieno l'autocarro che si era da poco fermato per effettuare lavori di manutenzione sulla carreggiata. Non c'è stato niente da fare per il guidatore della 2 ruote. La donna invece è stata sbalzata a diversi metri di distanza. Sul posto i vigili del fuoco, personale dell'ANAS, del 118 e la polizia stradale che si è occupata dei rilievi del caso. Alla ricostruzione dell'incidente potranno dare un contributo anche le telecamere di sorveglianza. A un primo rilievo non si evidenziano però segni sull'asfalto che possono fare pensare a una frenata. Chilometri di coda si sono formati con la carreggiata che è tornata libera dopo diverse ore. L'ennesimo incidente mortale in poche ore, dopo quello che aveva visto morire sotto un camion un centauro ad Aci Sant'Antonio e dopo lo scontro di via Plebiscito a Catania, dove a perdere la vita è stato un 19enne. Adesso ci occupiamo del caso Montante. In Cassazione cade l'accusa di associazione a delinquere per l'ex presidente di Confindustria, disposto un appello bis per il ricalcolo della pena. Il servizio di Rita Cinardi. Assolto dall'accusa di associazione a delinquere con la formula perché il fatto non sussiste, è quanto hanno deciso i giudici della 6ª sezione di Cassazione nei confronti dell'ex presidente di Confindustria Sicilia Antonello Montante e altri 2 imputati nell'inchiesta su presunte attività di dossieraggio. I giudici della Corte di Cassazione hanno fatto cadere le accuse anche per i reati di rivelazione del segreto di ufficio e di accesso abusivo al sistema informatico, in quest'ultimo caso limitatamente alle condotte poste in essere fino al giugno 2014 per intervenuta prescrizione. I giudici hanno disposto quindi un appello bis per il ricalcolo della pena per l'accesso abusivo compiuto dopo il 2014 e di corruzione, fattispecie per le quali è stata dichiarata inoltre irrevocabile la responsabilità penale. Nel primo processo di appello, nel luglio del 2022, davanti ai giudici di Caltanissetta, Montante vide ridursi da 14 a 8 anni la condanna. Con lui erano stati condannati a 5 anni l'allora capo della security di Confindustria Diego Di Simone e a 3 anni e 3 mesi il sostituto commissario Marco De Angelis. La parola ora passa ai magistrati di Caltanissetta che dovranno analizzare la decisione degli Ermellini, che hanno inoltre reso definitiva l'assoluzione per il colonnello Gianfranco Ardizzone, ex comandante provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta.
Ci spostiamo a Palermo, la casa di via Decollati, confiscata al boss Algeri, è stata finalmente assegnata a chi ne ha diritto. Si tratta di una mamma con 4 figli, per 2 anni è stata costretta a vivere in una casa famiglia. Il servizio di Marco Gullà. Le imposte sono chiuse, un cartello campeggia nel portoncino d'ingresso, io abito qui, per segnalare che in casa c'è anche un cane. Clip di quotidianità, di vita, di una famiglia normale. Siamo però in via Decollati e quelle telecamere fisse e il presidio H24 della polizia spezzano questa quotidianità. Da ieri è ufficiale l'assegnazione del bene confiscato da un boss mafioso ad una mamma di 4 figli del quartiere Sperone, una mamma che per 2 anni ha vissuto in una casa famiglia e che da ieri ha una casa tutta sua. Oggi non è in casa, presto verrà ad abitare l'immobile assieme ai suoi figli. In precedenza 4 famiglie avevano rinunciato all'assegnazione per paura di ritorsioni e minacce da parte dei parenti del boss mafioso. Così come avevamo preannunciato, il comune di Palermo ha portato fino in fondo la battaglia contro la prepotenza e l'illegalità in via Decollati. Grazie ad uno straordinario gioco di squadra fra tutti gli assessorati e le maestranze comunali sono stati ripristinati gli infissi, le condizioni di vivibilità e di agibilità interna e su indicazione del Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza l'immobile è stato assegnato ad una nuova famiglia. Nel quartiere regna il silenzio, le intimidazioni e minacce delle settimane addietro sono state soffocate dal pugno duro dello Stato e anche dal comune di Palermo. A Messina si attendono i risultati di laboratorio sulle aree del reparto di cardiochirurgia dove sono state denunciate 6 morti sospette dopo gli interventi al cuore. Stiamo parlando dell'ospedale Papardo, ma intanto la Procura dispone un accertamento sui dispositivi impiantati. Francesco Triolo. La Procura di Messina ha deciso di conferire un accertamento sui dispositivi medici e il materiale sanitario impiantato sui pazienti deceduti all'ospedale Papardo di Messina dopo gli interventi nel reparto di cardiochirurgia. Ma non solo, perché l'incarico di affidamento all'ingegnere Antonietta Perrone interesserà anche i dispositivi in uso all'ospedale ed è un accertamento che dovrà essere eseguito con urgenza perché le valvole sono soggette a deterioramento. Toccherà quindi all'ingegnere Perrone fornire ulteriori risposte alle domande della Procura di Messina per valutare se i 6 decessi avvenuti al Papardo possono essere messi in relazione con i dispositivi medici, anche perché si attendono ancora i risultati degli esami eseguiti da un laboratorio di Catania che potranno dare ulteriori indizi agli investigatori che stanno indagando sulle morti sospette avvenute proprio nel reparto di cardiochirurgia. L'esito delle indagini ancora non è arrivato sul tavolo delle sostitute Anna Maria Arena e Alice Pariarò che stanno seguendo l'indagine coordinata dal procuratore aggiunto Vito Di Giorgio. Da quelle carte sarà possibile escludere o approfondire la pista legata ad eventuali contaminazioni di germi patogeni delle aree sotto osservazione dove sono stati effettuati tamponi come le sale operatorie, i corridoi di collegamento ed i condotti di areazione. Il fascicolo aperto per adesso è nei confronti di 3 medici indagati come atto dovuto. Incredibile ma vero, fra gli ospedali più veloci nelle cure d'emergenza e nei confronti dei traumatizzati ci sono 3 ospedali siciliani. Servizio di Maglio Viola. 3 degli ospedali più veloci in Italia nel dare risposte alle emergenze e non soltanto a quelle si trovano in Sicilia. Dirlo ad alta voce è sorprendente, ma è questo l'esito del rapporto Agenas e Ministero della Salute sullo stato dei servizi sanitari in Italia. Il programma nazionale Esiti, che monitora la situazione, parla di un sistema sanitario in fase di ripresa. 3 siciliani si distinguono per aver garantito l'operazione per frattura del femore entro 48 ore ad almeno il 75% dei pazienti over 65. E questo è avvenuto per 3 anni consecutivi all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, l'ospedale Trigona di Noto e l'ospedale Guzzardi di Vittoria, tutti pubblici. Inoltre 5 ospedali siciliani, anche questi pubblici, ovvero ancora il San Giovanni di Dio di Agrigento, il Giovanni Paolo II di Ragusa, il Barone Romeo di Patti, il Sant'Antonio Abate di Trapani e il Civico di Palermo, hanno dimostrato un'alta performance nell'angioplastica coronarica con impianto di stent, seguendo l'intervento a cuore entro 90 minuti
deceduti dall'arrivo in ospedale in almeno il 60% dei casi negli ultimi 3 anni. Questa tempestività è cruciale per la sopravvivenza e la riduzione delle complicanze nei pazienti con problemi cardiaci. Il report è basato su 205 indicatori e prende in esame 1363 ospedali fra pubblici e privati. Nello stesso report c'è spazio anche per l'ospedale di Taormina, che lotta per il mantenimento della cardiochirurgia. Buone notizie subito sottolineate dal governatore siciliano Renato Schifani, anche se ancora c'è molto da fare nella sanità pubblica isolana. 2 giovanissimi studenti siciliani fra i 25 premiati dal presidente Mattarella come alfieri del lavoro. Allora abbiamo raccolto l'emozione di Gabriele e Daniele, così si chiamano i 2 studenti, poco prima della cerimonia al Quirinale. Lorena Dolci. Giovanissimi e appena diplomati, ma già alfieri del lavoro. Sono gli studenti più bravi del 2024 che oggi si sono presentati al Quirinale per ricevere dalle mani del presidente Mattarella la prestigiosa onorificenza. La meglio gioventù, selezionati in 25 fra oltre 3.000 studenti segnalati. Fra loro ci sono anche 2 siciliani. Uno è Gabriele Cristaudo di Pedara, in provincia di Catania, diploma scientifico con la media del 10, studia fisica a Padova e vuole proseguire la carriera accademica. Per lui una missione. Io ritengo che spesso al giorno d'oggi la scienza venga vista separata dalla società, quasi in una riviera esotica lontana dalla vita di tutti i giorni. Io ritengo invece che la scienza sia vicina alla nostra vita e se spesso viene considerata razionale con formule che non hanno alcun significato, in realtà essa è più umana e viva che mai. Emozionato prima della cerimonia anche Daniele Falciglia di Piazza Armerina, 100 e lode alla maturità scientifica, vincitore di vari premi letterari. Sono molto emozionato e soprattutto onorato di ricevere questo titolo perché è un impegno verso il mio paese, verso la mia città, verso tutta l'Italia e cercherò di onorarlo con tutte le mie forze. Una famiglia di geni la sua, anche la sorella ha ricevuto lo stesso riconoscimento. Daniele oggi studia lettere alla Sapienza di Roma e spera di fare giornalista nella sua Sicilia. Al Quirinale oggi c'era anche l'imprenditore catanese Giovanni Arena, leader nella distribuzione organizzata nell'isola, unico siciliano ad essere nominato a Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica. Il neo cavaliere, amministratore delegato e direttore generale del gruppo Arena, che conta oltre 190 punti vendita, ha dedicato il riconoscimento alla sua famiglia e ai suoi collaboratori. Complimenti a questi ragazzi e speriamo che ritornino in Sicilia con un bagaglio enorme di esperienza da spendere per il nostro territorio. Adesso cambiamo argomento, a rischio il futuro del petrolchimico di Priolo, l'annunciato stop alla produzione di etilene preoccupa i lavoratori che oggi si sono riuniti in assemblea davanti agli impianti. Il servizio di Francesco Aloi. Noi oggi siamo in una condizione grave per quanto riguarda il futuro, soprattutto non nel presente, perché come dice Eni potrebbe sistemare i suoi lavoratori perché non ha problemi, ma per il futuro della zona di Siracusa e provincia. I lavoratori guardano al loro futuro e vedono tanta nebbia come sinonimo di incertezze. Lo stop alla produzione di etilene annunciato da Eni Versalis sta facendo tremare il petrolchimico di Priolo. L'etilene in questo momento, in questo sito, ripeto, permette la sopravvivenza di tantissimi impianti della ISAB Nord. Se si parla di riconversione, se si parla di sostituire l'etilene, che ben venga, ma con impianti e con un criterio tale che possa dare una mano alla sopravvivenza dell'intero sito. Entro il 2026 dovrebbero fermarsi gli impianti, ma Eni precisa che l'obiettivo non è licenziare, ma arrivare alla tanto attesa riconversione green. Siamo in assenza di un progetto complessivo di rigenerazione. Qualunque cambiamento di questa natura non può essere fatto sulla testa dei lavoratori. Lo stop all'etilene potrebbe portare alla chiusura di tutto il polo, con un effetto domino, più di 10.000 i posti a rischio. L'etilene è il derivato più importante che viene trasferito all'ISAB Nord, che vive già una sua crisi e una riduzione del suo volume di produzione. Della situazione è stato informato anche Palazzo Chigi. I sindacati vorrebbero incontrare proprio la Presidente Meloni. Intanto ci saranno altre assemblee che porteranno alla grande manifestazione del 12 novembre.
A Catania adesso, dopo il disperato appello di una residente e tanti nostri servizi denuncia, è stata effettuata la bonifica di un tratto di via Calliope. Sono state rimosse, pensate, oltre 4 tonnellate di rifiuti. Servizio di Tonino De Mana. Oltre 4 tonnellate di rifiuti rimossi ed un impegno preso direttamente dal sindaco Trantino, che in prima persona si era recato in via Calliope per constatare lo scempio. Dopo i nostri servizi denuncia e il disperato appello di una residente, il sopralluogo del primo cittadino, Gema ha effettuato una maxi operazione di bonifica per restituire decoro alla zona. Il video che vedete mostra le fasi conclusive dell'intervento, accolto con soddisfazione dai residenti che da diversi mesi chiedevano risposte al comune e ai vertici di Gema. È chiaro che a Fondo Romeo restano molte criticità, perché basta effettuare pochi metri per trovarsi di fronte ad un'autentica discarica a cielo aperto, dove elettrodomestici e mobili in disuso, pneumatici, scarti edili, serbatoi ed Eternit invadono la strada e si riversano persino nel torrente sottostante. Presenti anche centinaia di confezioni di farmaci utilizzati per gravi patologie. È amareggiato questo operatore che da anni si occupa proprio della discarica Fondo Romeo. Per noi è diventato un problema perché non ci vuole una persona, ma ci vogliono molte persone per fare una bonifica di un'area. Abbiamo verificato, c'è amianto, legno, copertoni, ma non è che amianto c'è solo questo, di sotto ce n'è altro. E queste telecamere non so se sono spente o finte. Per questo scempio, l'assessore all'ecologia Pesce e Gema hanno garantito che nelle prossime settimane verrà effettuata un'altra maxi bonifica che però richiede una programmazione ad ampio raggio. Adesso guardate queste immagini che vi mostriamo in questo servizio sui tetti dei bagni del Parco Gemellaro a Catania. Siamo in zona Corso Indipendenza, via Palermo. Spuntano anche delle piante di fico d'India, un altro monumento al degrado cittadino. Il servizio. Ma sì, la natura è più forte dell'uomo, ricordiamocelo questo. Come dare torto ad Antonio, specie dopo aver fatto una passeggiata al Parco Gemellaro, dove il verde, per lo più incolto, invade ogni cosa. E se a terra un palo dell'illuminazione ricoperto dalle erbacce passa quasi inosservato, in alto destano curiosità e ilarità alcune piante di fico d'India cresciute addirittura sul tetto di questa struttura che un tempo ospitava i servizi igienici della villa. Bagni chiusi da anni, a certificare un disinteresse verso la collettività, dove è più semplice mettere un lucchetto e chiudere, piuttosto che garantire pulizia e sorveglianza. E proprio la mancanza di controlli è alla base dei sistematici furti di rame che hanno lasciato al buio il parco. Come vedete, i pali sono tutti privi dei cavi elettrici e a volte mancano persino le lampade, comunque inutilizzabili. Depredato anche l'impianto di sollevamento di un vecchio pozzo. Sono tante le segnalazioni alla nostra linea di WhatsApp al numero 342 74 55005 e a scriverci è stato Antonio, uno dei frequentatori del Parco Gemellaro. Se Catania per quanto riguarda il verde è ultima, certamente il Parco Gemellaro è la dimostrazione, infatti è abbandonato a se stesso. Non è controllato, non è curato, si devono curare le piante, se tu ben vedi non sono potate, non sono curate, non c'è manutenzione, non c'è niente. Un minimo di manutenzione perché qui è un'area dove portiamo i cani, i bambini, è frequentato, quindi non è lasciato al suo destino. Anche Ringhio ringrazierebbe? Sì, certo. A Messina, dove oggi i cittadini hanno trovato cimiteri chiusi e c'è chi non l'ha presa bene, lamentandosi sui social. L'amministrazione invece replica una chiusura anticipata di un giorno solamente per i lavori per la commemorazione dei defunti. Francesco Triolo. Cimiteri chiusi a Messina per tutta la giornata di oggi. Per alcuni la sorpresa è stata tanta nel trovarsi sbarrati i cancelli riaccessi e così qualcuno lo ha voluto anche scrivere sui social con tanto di lamentela. Una decisione, quella di anticipare la chiusura settimanale di tutti i cimiteri cittadini, sia il Gran Camposanto che quelli suburbani, che era stata decisa e comunicata una decina di giorni fa e spiegata sia questa mattina durante la conferenza stampa dell'amministrazione per annunciare il programma di iniziative previste per la commemorazione dei defunti, che anche oggi pomeriggio dall'assessore con delega ai cimiteri Massimiliano Minutoli, che ha evidenziato come quella di anticipare ad oggi la chiusura sia stata una scelta ponderata e presa per provvedere alla pulizia e alla manutenzione straordinaria proprio in vista del maggior afflusso previsto in occasione della festività dell'1 e del 2 novembre, così da presentare i cimiteri nella loro veste migliore ai tanti visitatori.
La chiusura settimanale dei cimiteri a Messina solitamente è prevista per il giovedì, ma si è voluta anticipare di un giorno proprio per quei lavori da realizzare che non possono essere eseguiti con la presenza di persone all'interno. Una decisione tra l'altro comunicata dal Comune, insieme a quella che prevede l'ampliamento dell'orario nei prossimi giorni, con domenica l'apertura straordinaria prevista anche nel pomeriggio. Adesso vi diamo notizie di alcuni arresti di ladri di rame. I carabinieri a Santo Stefano di Camastra hanno arrestato per furto e aggravata ricettazione una banda che smontava i pluviali di Scolo, appunto in rame, dalle cappelle del cimitero. I 4 uomini avevano preso di mira anche la stazione ferroviaria. Il rame veniva poi affidato a un complice che si occupava di rivenderlo. Il commercio di rame è redditizio per l'impiego del metallo in diversi settori, dall'elettronica all'edilizia fino all'industria energetica. Cambiamo decisamente argomento, parliamo di musica. Il trio italiano più famoso al mondo festeggia in tour 15 anni di carriera e di amicizia. Stiamo parlando del Volo, che il 26 gennaio sarà a Messina per il concerto. Ci racconta questa notizia Eva Spampinato. Cadi dal cielo come un il bel canto italiano che affascina e conquista tutto il mondo e che da 15 anni ha 3 giovani rappresentanti che sono riusciti non solo a valicare i confini del loro paese, ma anche a diventare delle vere e proprie icone. È meraviglioso vedere come, nonostante ci siano diverse culture, soprattutto musicali nel mondo, c'è questa cosa che accomuna l'amore per il bel canto, che supera anche le barriere del linguaggio. Gianluca, Piero e Ignazio proseguono il loro tour europeo partito da Londra, che li vedrà impegnati per 2 mesi nelle principali capitali europee. E poi, dal nuovo anno, torneranno anche in Italia. Siamo felicissimi perché questo tour ci porterà dopo l'Europa negli Stati Uniti, in Sud America, ma ci riporterà anche in Italia. A gennaio canteremo nei Palasport italiani. Il 26 gennaio 2025 il Volo sarà al Pala Rescifina di Messina per la tappa siciliana di Tutti per Uno ad Astra. E sulle note del Volo ci fermiamo per una piccola pausa, poi il calcio. Ancora ben trovati nella seconda parte del nostro telegiornale. Parliamo di calcio, turno infrasettimanale in Serie C. Il Catania sarà impegnato domani sera sul campo della Turris a Torre del Greco, mentre il Messina sfiderà la Cavese. Angelo Gagliano. La rifinitura ha dato le indicazioni che Mimmo Toscano cercava in vista della trasferta di Torre del Greco. Una gara piena di insidie, quelle contro la Turris. Gli avversari dei rossazzurri arrivano da 2 vittorie ed un pareggio nelle ultime 3 partite e attraversano quindi un momento abbastanza positivo in termini di risultati. A Liguori il Catania troverà un clima infuocato perché la squadra di Mirko Conte è costretta a fare punti dall'ipotesi di una nuova penalizzazione in arrivo. Sul fronte formazione il tecnico degli etnei deciderà all'ultimo e trapela poco anche della seduta di rifinitura. A condizionare le scelte del tecnico potrebbero essere anche i 3 impegni ravvicinati in una settimana e il prossimo derby contro il Messina dopo appena 3 giorni dalla trasferta di Torre del Greco. C'è da considerare anche la situazione legata ai diffidati, Anastasio e Quaini. Qualche dubbio c'è in ogni reparto e solo a poche ore dalla partita si potrà avere un quadro completo della situazione. Le partite di domenica fanno parte del tuo percorso, ti devono servire per capire dove devi crescere e devi migliorare. La squadra l'ha capito, è stata molto autocritica. Momento delicato a Messina dopo la batosta rimediata da Avellino. Il direttore sportivo Pavone ha provato a dare una spiegazione del momento del blackout del Partenio, ma è chiaro che senza un risultato positivo domani sera contro la Cavese la squadra di Modica, oggi terzultima, rischia di sprofondare in un clima di aperta contestazione da inizio campionato. Questa è l'ultima notizia, il nostro telegiornale finisce qui, vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguimento di serata.